Allora, in una trasmissione come questa, che è vista in tutta Italia, spesso quando c'è seduto qui un indipendentista del Veneto viene preso un po' con superficialità, in quanto chissà cosa vuole rappresentare. Vorrei togliere via, smitizzare una cosa. Noi non abbiamo assolutamente nulla contro Turiddu o Carmelo. Faccio la sintesi per dare un concetto. Napoli e Palermo, bravissima, per esempio, no? Allora, assolutamente nulla, anzi, un vero indipendentista, se tale vuole chiamarsi, deve sapere anche distinguere quali sono le esigenze di tutto il territorio, cercare anche di farsi una cultura storica del resto d'Italia. Ora, così come noi vogliamo l'indipendenza del Veneto per motivi storico, identitari e quant'altro, riteniamo ad esempio che la logica delle due Sicilie, che sono state, del Regno delle Sicilie, che sono state invase dai piemontesi, abbia un suo perché, quindi la potenziale richiesta di indipendenza anche del Regno delle Sicilie, se così vogliamo chiamarlo, dovrebbe essere una cosa assolutamente importante. Ci sono addirittura dei movimenti indipendentisti nel sud. Quindi lungi da noi il pensiero di additare qualcosa contro il siciliano o il napoletano. Semplicemente noi diciamo che la politica, così come è stata gestita nell'arco di ormai tantissimo tempo, è stata una politica assistenzialista che ha rovinato il territorio. Lo stesso discorso di quelle che sono le mafie che ci sono in Meridione hanno delle origini storiche, ormai sono dei problemi endemici del territorio, ma questo non vuol dire che se anche la Sicilia, ad esempio, fosse indipendente a tutti gli effetti, non potrebbe crescere, e di tantissimo. Faccio un esempio. Ora, l'Italia fa circa 160 miliardi di PIL per quanto riguarda il turismo a livello di incoming, cioè di entrate turistiche dall'estero. Il 25% di questi 160 miliardi li fa il Veneto. Il Veneto è sicuramente una bellissima regione, ha una regione che può dare storia, arte, cultura, mare, montagne e quant'altro, ma ci sono regioni come la Sicilia che potrebbero avere, ed è il mio campo, un turismo a 8-9 mesi che la sfruttano sì e no un mese e mezzo, e lo dico con cognizione di causa, dato che è il mio lavoro. Allora, se prendiamo una regione come la Sicilia, che oggi è gestita male, non viene dato sviluppo imprenditoriale, non ci sono non le capacità, perché le capacità personali ci sono, ma non c'è la volontà politica del crescere, perché fa più comodo l'assistenza dello Stato, ma venisse meno questa assistenza dello Stato proprio perché alcune regioni, come il Veneto ad esempio, fanno il loro percorso, ecco che implicitamente ci sarebbe una crescita determinata dalla volontà di crescere del territorio stesso. Ovviamente quindi, è la linea del movimento indipendentista. Ma sì, ma non è una linea teorica, utopistica, no, è realistica. Cioè, prego, 8 mesi di vacanze.